con Massimo Tatarani a commentare questo derby per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 Hockey Pista 2023-2024. Sconfitta in casa per 5-3, ma Braganza c'è stato, Massimo. Sì, sapevamo che comunque giocavamo con una squadra campione d'Italia, seconda in classifica, fortissima, 8 giocatori di movimento, e a noi stasera mancava il portiere, che è la parte fondamentale della squadra, però nulla da dire per Beppe perché ha fatto una grandissima partita. Noi siamo stati bravi, abbiamo tenuto bene il primo tempo, abbiamo giocato il secondo con un po' più di fatica, però l'abbiamo tenuti sempre lì, quindi è sempre queste partite possono dar fiducia, solo quello, quindi continuare così, lavorare e pensare partita per partita. Ora la prossima trasferta di Grosseto, replicando questa intensità, si può autorizzare magari a sperare qualcosa, no? Sì, no, ma se giochiamo così, con questa intensità, sarà dura anche per gli altri, non solo per noi, quindi sicuramente a Grosseto è un'altra partita, è una pista difficile, diversa, quindi dobbiamo pensare ora a riposare stasera e domani provare a riposare e poi cominciare a pensare, sì, a preparare la partita. Come ti trovi a Braganza? Bene, ho vissuto un periodo difficile, che sappiamo tutti dove, non voglio neanche nominare, nomino solo per i tifosi, che sono grandi tifosi a Vercelli, però qui sono a casa, mi trovo benissimo, la società mi ha dato quello che poteva dare, quindi una società solida, mi piace per questo e quindi sono tranquillo, però sono venuto qua solo per un obiettivo, io voglio salvarmi, quindi devo fare di tutto. Stasera sono arrabbiato anche per la vittoria, però sono arrabbiato. Dobbiamo salvarci, quindi partita per partita e pensare a questo. Assolutamente, e tu vorrai provare a dare il tuo contributo dall'alto della tua proverbiale qualità tecnica di cui stasera hai dato un altro sfoggio. Sì, sono venuto qua proprio per questo, dare una mano alla squadra, però nulla da togliere, sono tutti bravi questi ragazzi qui, Facu, Romero Ramiro, scusami, ora sono anche stanco. Ramiro e Mattia Dal Santo e anche i ragazzi più giovani che ci danno una mano in allenamento. Io sono venuto qua per un obiettivo, devo aiutare la più di la squadra e quindi non sono contento, ma penso già a Grosseto. Buona settimana di lavoro, Massimo, e grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Ciao.